Va a fare un bagno a Punta Bianca con gli amici, ma non tornerà più. Muore 25enne agrigentino. Aperta un'inchiesta. Incatenato al comune di Agrigento inizia lo sciopero della fame. Protagonista Giuseppe Di Rosa, vicepresidente di Codacons. 77° anniversario della liberazione, le celebrazioni a Villa Bonfiglia d'Agrigento. Calcio, l'Acragas vince il derby con Pro Favara. Basket, bene la Fortitudo che ha giocato in casa contro Florio. Volley, 3 punti preziosi per la SEAP. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sulla morte di Raimondo Di Malta, il 25enne originario di Lampedusa ma residente nel quartiere Fontanelle di Agrigento, che è morto dopo essersi tuffato in mare a Punta Bianca. Erano le 19 di domenica scorsa quando il giovane assieme a 2 amici era andato a fare una nuotata per raggiungere lo scoglio di fronte alla spiaggia. Al ritorno dallo scoglio Patella il ragazzo si sarebbe sentito male e non sarebbe riuscito a raggiungere la riva. I 2 amici hanno subito chiamato i soccorsi e sul luogo sono giunti i vigili del fuoco, la capitaneria, la guardia di finanza. È stato impegnato anche un elisoccorso per illuminare le acque buie. Nella notte, dopo ore di ricerche, è stato trovato il corpo e trasferito sulla banchina di Porto Empedocle, dove è avvenuto il riconoscimento. L'indagine avviata dalla Procura di Agrigento servirà a chiarire le cause reali della morte. I 3 ragazzi erano soliti andare a nuotare e in quel caso hanno deciso di fare una gara. Alla base della tragedia sembrerebbe esserci un malore causato dall'acqua fredda e dalle correnti. Ieri una delle date simbolo della nazione, il 25 aprile, giorno della liberazione dell'Italia dall'oppressione nazi-fascista. Quest'anno ricorre il 77° anniversario ad Agrigento. La cerimonia si è tenuta a Villa Bonfiglio ai piedi del monumento che ricorda tutti i caduti in guerra. Vediamo. Certo, oggi è un giorno in cui apertamente stiamo ritornando un po' alla vita, e con questa cerimonia di stamattina che ricorda sacrifici immani, e il pensiero non può non andare a chi sta soffrendo in questo momento. Quindi speriamo che noi, come noi celebriamo la liberazione dal nazifascismo e la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, presto si possa fare una bellissima cerimonia per celebrare la fine della guerra che sta causando tante vittime in Ucraina. Oggi è 25 aprile, è la commemorazione della libertà, e segna anche la fine di un conflitto, del vecchio conflitto sanguinoso della Seconda Guerra Mondiale, anche la sconfitta del nazifascismo. Eppure ci troviamo in una situazione dove nel nord-est dell'Europa c'è di nuovo un conflitto, quindi la cosa fondamentale è che oggi sia una libertà che abbiamo conquistato, ma una libertà che è data per sempre. Dobbiamo coltivarla, dobbiamo curarla giorno per giorno, e infatti l'espressione è quello che sta succedendo adesso. Oggi è la memoria di chi con la propria lotta, col proprio sacrificio, uomini e donne hanno fatto proprio per conquistare i diritti, anche una nuova democrazia all'insegna anche dell'uguaglianza, della coesione, che poi sono state sancite dalla Costituzione italiana. Quindi mi auguro che tutto questo che per ora ci sta affliggendo possa avere un termine abbastanza breve. Ma quest'anno naturalmente
Noi ci troviamo di fronte a una situazione particolare. Abbiamo vissuto gli anni del Covid e anche questi particolari. Quest'anno affrontiamo un problema in Europa, un grande rischio che è quello della democrazia nel paese occupato, l'Ucraina, e dall'altra parte è chiaro che noi come ANPI non possiamo che dare un sostegno, anche perché il nostro inno è: una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore, e così è successo agli ucraini, li sosteniamo. Quello che vorremmo è che le autorità internazionali, l'ONU, i paesi democratici si muovessero anche per la pace, non solo per aiutare, per fare smettere queste stragi e dare avvio a una situazione diversa che possa contemplare l'accordo e la pace e il libero commercio nel mondo. Naturalmente si tratta di obiettivi lontani, ma bisogna battersi per questo. In questi giorni è avvenuto un incontro, un tentativo di iniziativa dell'ONU da parte del presidente dell'ONU, che andrà in Russia, andrà anche in Ucraina, e allora noi ci affidiamo alla trattativa, perché è quello che in questo momento sta mancando. Non può essere affidata a Erdogan o a Viktor Orban la trattativa, la costruzione della pace. La pace va affidata alle istituzioni internazionali e ai paesi democratici. Dopo la soprintendenza di Agrigento, con a capo Michele Benfari e il sindaco del capoluogo Franco Miccichè, netta e chiara anche la posizione del direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta. Lo dice l'associazione ambientalista Mariamico attraverso una nota stampa. La sua recente dichiarazione, inviata con la missiva al Ministero della Cultura, rimarca con forza l'incompatibilità dell'impianto industriale con il territorio di cui la Valle dei Templi è parte integrante. Sciarratta sottolinea inoltre nella nota come il rigassificatore ricada in area vincolata ai sensi del Codice dei Beni Culturali. La struttura, scrive, è soggetta al parere della competente soprintendenza. Questo l'ennesimo no istituzionale che si oppone alle scelte governative. Il vicepresidente Codacons Giuseppe Di Rosa si incatena al comune di Agrigento, inizia lo sciopero della fame, un gesto estremo che mette in risalto varie vertenze del territorio, in primis il caso SUV comprati dal comune e il caso AICA Acqua Pubblica. E Eugenio Cairone. Sciopero della fame e una catena al polso. Ha deciso di protestare così l'agrigentino Peppe Di Rosa, che con il Codacons provinciale sta portando avanti una serie di questioni per ridare dignità, come egli sostiene, al popolo di Agrigento, che secondo lui sarebbe bistrattato dall'amministrazione comunale. È la storia dei SUV a tenere banco, una storia che per Di Rosa meriterebbe maggiore attenzione da parte sia del Ministero che della Regione siciliana. Ma c'è la vicenda dell'AICA che non va sottovalutata, visto che il problema perenne della crisi idrica in città rischia di tornare attuale con la gestione del servizio che non decolla per come dovrebbe. Siamo andati ad intervistare Di Rosa poco fuori dall'ingresso del municipio, dove ha deciso di sostare incatenato. Vicenda dei SUV e servizio idrico, insomma si anticipa una primavera calda per Agrigento. Una primavera calda con molto caldo e poca acqua, se vogliamo parlare di servizio idrico. Codacons ha creato il sistema di controllo sul servizio idrico integrato, abbiamo proposto alla città, stiamo raccogliendo le firme, poi per problemi di salute prima dei miei collaboratori e poi i miei non siamo più riusciti il sabato ad assicurare la raccolta firme. Oggi siamo qua per questo e per altri problemi. Uno dei problemi è l'acquisto incauto, lo chiamiamo noi, di SUV e computer con soldi indirizzati alle famiglie agrigentine. Riteniamo che siano stati distratti dei soldi dal vero motivo per cui il Ministero li aveva stanziati, e oggi Codacons manifesta per il rispetto della città, per il rispetto dei cittadini e nel rispetto delle normative. Se riesco a parlare col ministro Bosetti e con il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, anche in remoto, non deve essere per forza una riunione di presenza, possiamo avere questi chiarimenti che la città chiede. E cosa ti aspetti da questa protesta?
Ma è una protesta intanto civilissima, seppure qualcuno ha voluto iniziare a tapparci la bocca evitando e mandando dei vigili, mandando una squadra di vigili, volevano quasi sequestrare lo striscione, l'hanno prima tolto loro con i loro impiegati, con i loro dipendenti. Agrigento non ha dipendenti, però stamattina si sono trovati subito. Come vorrei farvi notare che oggi Piazza Pirandello è sgombra di macchine. Questa manifestazione ha già sortito un primo messaggio. La città ci sono i vigili urbani che possono dirigere il traffico. Io mi aspetto che venga immediatamente, non deve esserci il silenzio, vogliamo alzare il polverone perché vogliamo che si rispettino gli agrigentini. Se anche queste nostre dimostrazioni e manifestazioni eclatanti non sortiscono nessun effetto, vuol dire che la mafia forse ha messo davvero le mani su Agrigento, ma io non voglio crederci, penso che ancora tanti agrigentini siano onesti e chi governa dovrebbe quantomeno rispettare gli agrigentini. Ecco, una domanda te la devo fare. Qualche osservatore ricorda che tu in campagna elettorale eri schierato con Franco Miccichè. Cosa è successo nel frattempo? Apertamente con Franco Miccichè, l'ho dichiarato in trasmissioni televisive, l'ho dichiarato ad altri tuoi colleghi quando me l'hanno chiesto. È successo che Franco Miccichè ha cambiato completamente registro, è successo che Franco Miccichè ha cestinato il programma che aveva elaborato assieme a Mani Libere e ad altre associazioni, ne faceva parte della squadra Stelio Zaccaria, che è un giornalista conosciutissimo ad Agrigento, direttore del giornale La Sicilia per tantissimi anni. Stelio era una persona che faceva parte di quella squadra. Elezioni in Sicilia, resta alta la tensione nel centrodestra dopo l'ascesa in campo di Berlusconi. Giorgia Meloni ha minacciato di far saltare candidature altrove in Italia se gli alleati non manterranno i patti sull'isola. Lello Casesa. Entro qualche giorno, oggi o domani, sarà definito lo scacchiere delle candidature in Sicilia. La decisione del presidente Berlusconi di scendere in campo in Sicilia ha bloccato l'accordo di Fratelli d'Italia sulla Galla e rimesso la palla al centro sulla precisa volontà di ricandidare Musumeci alla presidenza della regione siciliana e aggiustare il tiro anche alle amministrative di Palermo e Messina. Ore frenetiche e convulse, Falchi e Colombe al lavoro per ricucire lo strappo dentro il centrodestra, ancora oggi frammentato e lacerato al suo interno, e pretendere una coalizione coesa e soprattutto vincente alle elezioni amministrative e regionali. Una decisione voluta dai leader dei partiti di centrodestra, che arriva molto in ritardo per le amministrative siciliane, che può aprire la strada alle imminenti regionali in un quadro ancora oggi spaccato e diviso. La notte prima della presentazione della candidatura azzurra di Cascio, d'intesa con la Lega, si cerca invano l'accordo con Fratelli d'Italia, pronta al sostegno alla Galla, ma l'intesa si sfascia sulla richiesta della Meloni di riproporre Musumeci alla guida di Palazzo d'Orleans. Ieri sera, alle 21, scende in campo il presidente degli azzurri Silvio Berlusconi con una nota. Sono stato da più parti chiamato ad intervenire sulle candidature alle elezioni siciliane. Mi sembra che la cosa fondamentale sia essere uniti, perché uniti si vince, divisi si perde. Credo quindi che ci si debba sedere attorno a un tavolo al più presto, un incontro tra noi, Fratelli d'Italia, la Lega e le altre forze politiche del centrodestra, per individuare e decidere delle candidature condivise. Una presa di posizione che stoppa la convergenza di Fratelli d'Italia sulla Galla e che apra alla possibile convergenza di un centrodestra unito richiesto dai meloniani. Se c'è Silvio bisogna fermarsi in attesa del confronto tra i leader e con Giorgia Meloni specialmente. Fratelli d'Italia ha quindi rinviato di qualche ora il previsto annuncio di convergere su altre candidature, che siamo pronti a discutere solo nel caso in cui la coalizione dimostrasse di mettere al primo posto la sua unità rispetto agli egoismi, lavorando su un quadro complessivo che punti alla vittoria del centrodestra e non agli egoismi di partito. Per noi, nello specifico, non vi è ragione di discutere la ricandidatura di Nello Musumeci presidente della regione, uscente e apprezzato dai siciliani per la sua concretezza e la sua onestà. Il vertice dovrebbe tenersi oggi o al massimo domani e scioglierà molto probabilmente la questione in un modo o in un altro. Entusiasmo a Palma di Montechiaro per la prima edizione della Biennale del Gattopardo, una mostra di arte contemporanea. C'è il servizio.
inaugurata a Palma di Montechiaro la Biennale di Arte Contemporanea del Gattopardo presso il Palazzo Ducale, un evento che ha visto la partecipazione di oltre 60 artisti provenienti da tutto il mondo. L'evento continuerà a Palma di Montechiaro fino al prossimo 8 maggio, che vede anche un ambizioso progetto culturale voluto dal primo cittadino della città del Gattopardo, Stefano Castellino, fortemente collaborato dal gruppo di lavoro Io Sono Palma, curata da Angelo Rinollo, Giuseppe Todoro e Marlena Vaccaro, con la collaborazione e la coordinazione del professore Michele Citro. Il tema suggerito dal curatore è stato quello dell'Homo Deus, il dilemma dell'uomo Dio, che ha visto oltre 100 opere in esposizione. Oggi è un ennesimo evento importante per la nostra comunità. Oggi abbiamo dato l'inaugurazione e il via alla Biennale del Gattopardo. Dal 23 aprile all'8 di maggio sarà possibile, in una meravigliosa cornice barocca, in questi luoghi del Gattopardo, dove è possibile respirare le atmosfere tomasiane, si potranno ammirare i capolavori di un'arte contemporanea, dell'arte contemporanea. Capolavori di artisti che vengono da tutto il mondo. Palma di Montechiaro ancora una volta si staglia, si proietta verso una realtà internazionale per far conoscere al mondo le proprie bellezze e la propria vocazione a essere città storica e città turistica. Oltre alle opere esposte a Palazzo Ducale abbiamo 3 installazioni permanenti, una di fronte a Palazzo Ducale appunto, l'altra nella X115, oggi via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e l'altra nella strada che porta a Caperia. 3 opere, 3 installazioni che adorneranno per sempre la nostra città, trattandone la bellezza. Questo evento è stato possibile grazie al sostegno della mia squadra, al sostegno dei miei collaboratori, degli assessori, dei consiglieri comunali, ma in particolare al sostegno, all'idea, al lavoro di Io Sono Palma, il gruppo di lavoro che abbiamo costituito in questa città, che è stato promotore della candidatura a Palma Capitale e che oggi dà un'ulteriore testimonianza di come sia possibile realizzare cultura di altissimo livello nella nostra città. Il gruppo è composto da Angelo Rinollo, Marlena Vaccaro, Giuseppe Todoro, e anche se per questo evento non è stato parte attiva perché ne seguiva altri, anche l'architetto Alfonso Di Vincenzo, che è una parte integrante di questo gruppo. Siamo orgogliosi del lavoro svolto, il cammino intrapreso è quello giusto e Palma si proietta con forza verso un futuro radioso che è agognato da tempo, ma che meritava e merita, che finalmente tocca con mano. Siamo contentissimi di questa manifestazione, c'è stata l'inaugurazione pochi secondi fa, la Biennale del Gattopardo l'abbiamo fortemente voluta come gruppo Io Sono Palma, come amministrazione. Ringraziamo sempre il sindaco Castellino che crede sempre nelle nostre proposte e vede oltre proponendoci a sua volta iniziative, collaborazioni, interventi che vanno a migliorare sempre quella che è l'immagine della nostra città, che da 5 anni a questa parte si proietta verso scenari sempre più ampi ed alti. Parlare di arte a Palma di Montechiaro potrebbe essere banale se si pensa all'arte e all'architettura soprattutto barocca, ma parlare di arte contemporanea a Palma, ma in Sicilia in generale, era davvero un'utopia, era qualcosa di lontano. Oggi Palma di Montechiaro si è fatta bacino, si è fatta centro propulsore di arte contemporanea, lo abbiamo dimostrato, siamo felicissimi dell'affluenza che c'è stata da ogni parte del mondo, alla presenza degli artisti più importanti nel panorama veramente internazionale, e che dire, viva Palma di Montechiaro, come dice il nostro sindaco, e siamo sicuri che questo sarà uno dei tantissimi eventi che riguardano l'arte che questa città potrà prospettare all'Interland e a tutto il mondo. Allora, le opere che vengono esposte sono oltre 150 di 63 artisti provenienti da tutta Italia e da diverse parti d'Europa e dell'estero. Cina, Giappone, Olanda, Stati Uniti, Gran Bretagna e così via. Sono opere che cercano di rappresentare in una maniera o nell'altra il concetto dell'Homo Deus, dell'uomo che ha voluto valicare i propri confini e trovare un punto di contatto oppure di scontro con la divinità, da un punto di vista sia etico, sia morale, sia giuridico, sia economico, sia architettonico che artistico.
Quindi abbiamo deciso di farla qui al Palma, proprio riprendendo la storia della famiglia più importante di Palma di Montechiaro, che sono i Tommasi di Lampedusa, che nel loro progetto originario, quando hanno preso possesso della città di Palma, era quella di costruirla seguendo il modello di una nuova Gerusalemme. Quindi anche loro nel proprio DNA avevano questo germe dell'Homo Deus, quindi dell'uomo che vuole elevarsi al rango di divinità. Per organizzare un evento del genere occorrono circa 12 mesi di lavoro, in quanto si deve fare prima un'accurata selezione degli artisti, proporre il progetto, ricevere delle proposte da parte loro. Queste proposte vanno valutate dal curatore, che in questo caso sono io, poi a seconda delle mostre avranno poi i loro curatori, e poi incominciare a elaborare tutto il processo organizzativo, sia con le amministrazioni che hanno permesso l'elaborazione di questo progetto, sia con tutti i collaboratori che affiancheranno il curatore nell'organizzazione della Biennale. Nel giorno del suo compleanno, inaugurato ad Agrigento, nel quartiere Fontanelle, il Parco del Sorriso, dedicato a Loredana Guida, l'insegnante e giornalista scomparsa nel 2020 all'età di 44 anni. Vediamo. Oggi è un giorno importante, Loredana sarebbe stata contenta. Sì, un giorno per ricordare Loredana, sarebbe stato il suo compleanno e in questo giorno abbiamo cercato di fare del bene per come lei voleva e per come in verità abbiamo trovato scritto. Lo faremo ogni anno nel giorno del suo compleanno, saranno sempre attività benefiche di solidarietà sociale. Speriamo che in questo parco, per come sicuramente sarà, il sorriso di Loredana continuerà ad esistere attraverso il sorriso dei bambini. È un compleanno speciale oggi, quello che si festeggia qui a Fontanelle. Compleanno speciale che nasce dal desiderio della famiglia Guida di continuare a ricordare Loredana e ricordare il bene che Loredana voleva nel suo quartiere, poi, perché il Parco del Sorriso è diventato sempre più bello, più funzionale. Da lì anche il nostro supporto come comitato di quartiere, che con la collaborazione anche del Lions, il presidente Giuseppe Caramazza, siamo riusciti anche a riqualificare un'aiuola e un albero di ulivo diventa albero di vita per ricordare chi non c'è più, chi ha lasciato anche nel quartiere semi di vita, semi di produttività. Grazie sicuramente a tutti coloro che sono passati in questi giorni a dare un contributo, perché lo slogan è anche nostro, che abbiamo fatto nostro: da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano. Non è così scontato, perché tutti coloro, quello che vedete anche nel parco giochi, è frutto del contributo di tanti abitanti che hanno lasciato un piccolo segno in ricordo di Loredana. Non immaginavo proprio che oggi mi sarei trovato qua a festeggiare il compleanno di Loredana. A festeggiare il compleanno di Loredana insieme a persone straordinarie che ho trovato qui nel quartiere di Loredana, il quartiere Fontanelle, con l'associazione, con il comitato Fontanelle Insieme e il Leo Club Agrigento Ostia. Abbiamo ripristinato una piccola area piantando insieme un albero, mettendolo a dimora, alcune piante, poi loro si sono occupati anche di un ripristino totale ed è stata una cosa meravigliosa. Certo, mi emoziona perché quello che è successo era la volontà di Loredana e io che non la conoscevo non immaginavo che stessimo facendo quello che lei avrebbe voluto. Ho saputo adesso della sorella di quegli appunti e quindi che dire, compleanno a Loredana. Buona di cuore, bella nell'anima, bella Loredana, è una figlia speciale. Abbiamo trovato sul suo divano un elenco di cose da fare, tra cui realizzare uno scuolabus, e voleva coinvolgere le varie entità come Rotary, Lions, la Chiesa, eccetera, e c'erano tutti questi appunti. Quindi lei questo pensava di fare, cioè di aiutare i bimbi. È stata sempre una ragazza forte, una ragazza vivace,
Certo, ci viene a mancare, ci vengono a mancare i suoi sorrisi, la zia per i nipoti, una sorella che per me era un pilastro di valori, perché era una persona che non si piegava e che, come diceva Chiara, cercava la verità e di scrivere sempre la verità. Oggi la vogliamo ricordare in questo modo, col suo sorriso, perché i bambini sicuramente sorridendo ricorderanno il sorriso di Loredana. Loredana credeva tantissimo che tutte le forze investite nei più deboli hanno un ritorno per l'intera umanità. Assolutamente, assolutamente. Ed è per questo appunto che era già la seconda volta che andava in Africa e che sperava appunto di compiere, ecco, dei sogni, ecco, che lei aveva. Allora andiamo con ordine, noi adesso ci troviamo qui e non ci troviamo lì dove c'è il taglio del nastro. Voi vedete che alle vostre spalle c'è il Parco del Sorriso che la famiglia Guida ha generosamente regalato ai bambini del nostro quartiere, unitamente al sostegno instancabile del comitato di quartiere che non poteva non sposare questa iniziativa, e al contributo dell'ARS. Iniziata nell'aula bunker di Caltanissetta la requisitoria nel processo in cui sono imputati 3 poliziotti accusati di aver avuto un ruolo chiave nella costruzione del falso pentito Vincenzo Scarantino, che per anni ha tenuto lontana la verità sulla strage Borsellino. Vediamo. Parte questo martedì di post festività la requisitoria dei PM Stefano Luciani e Maurizio Buonaccorso del processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio, che si celebra presso l'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta. Imputati del processo per il depistaggio sulla strage in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, lo ricordiamo per dovere di cronaca, sono i 3 poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Secondo l'accusa, i 3 ex componenti del gruppo Falcone Borsellino, assistiti dagli avvocati Giuseppe Panepinto e Giuseppe Seminara, avrebbero indotto l'ex pupo dei mafiosi Vincenzo Scarantino a dichiarare il falso mediante minacce, pressioni psicologiche e maltrattamenti anche in carcere. L'accusa è di calunnia aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra. In base al calendario le udienze successive saranno domani 27 aprile, 10 ed 11 maggio, date previste sempre per gli interventi della procura. Il 17, il 18 e il 20 maggio toccherà alle parti civili, il 30 e il 31 maggio invece parleranno le difese, che proseguiranno il 1 giugno ed il 6 giugno prossimi. La sentenza è prevista proprio a giugno. Intanto Fratelli d'Italia chiede al presidente Morra di far partecipare la commissione antimafia il prossimo 23 maggio alla commemorazione del 30ennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, stragi che hanno rappresentato un bivio importante e drammatico per la nostra democrazia. In tale occasione riteniamo importante, al pari delle altre rappresentanze istituzionali, la presenza della commissione da lei presieduta, che ad oggi non è stata ancora confermata. Lo scrivono in una lettera i parlamentari della commissione antimafia Wanda Ferro, Luca Ciriani e Antonio Iannone. Ed ancora al via l'11ª edizione della Settimana delle Culture, che si svolgerà a Palermo dal 30 aprile all'8 maggio prossimi. Tema portante è proprio il 30ennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, e dopo una non edizione Gioco Forza Social e una 10ª rassegna spostata all'autunno, la Settimana delle Culture ha costruito un calendario che si riannoda alle edizioni pre-Covid, quelle dei grandi numeri, un programma a cui hanno aderito associazioni, enti, fondazioni della città, musei, teatri, band, artisti, compagnie teatrali, che daranno vita a tantissime iniziative, tutte autoprodotte dai singoli organizzatori nei diversi quartieri della città. La Settimana delle Culture per Palermo è un appuntamento fondamentale, irrinunciabile, una iniziativa che racchiude tutte le caratteristiche di coerenza rispetto alla visione della nostra città. Intervengono così il sindaco Orlando e l'assessore alle culture Mario Zito. Secondo l'assessore regionale per i beni culturali Alberto Samonà, la Settimana delle Culture
pure un contenitore di professionalità, passione, creatività congiunta, una intesa attività, e che dimostra come Palermo sia un immenso bene culturale, la cui custodia e valorizzazione riguarda proprio ognuno di noi, soprattutto nel trentennale delle stragi. Quando è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento aveva il dito gonfio. Un 60enne favarese non riusciva più a far uscire l'anello nuziale. Inutili sono stati i relativi tentativi dei medici e sanitari in servizio. Sono stati così chiamati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri, con l'utilizzo di un flex di alta precisione, hanno tagliato l'anello, la fede, e sono riusciti a salvare il dito e la mano del paziente. Grande successo per la seconda fiera mostra mercato dell'auto d'epoca a Casteltermini. Vediamo. Grande successo della manifestazione, seconda fiera mostra mercato Valle del Platani, raduno di auto e moto d'epoca fatti nei giorni 23 e 24 aprile, organizzata dall'Associazione Automobilistica Riccardo Annone, presieduta dal sempre vivace Totò Scozzari, di capacità intellettuale e politica, già consigliere provinciale di Agrigento, un centinaio per l'occasione le auto storiche e le moto che hanno voluto solcare le strade di Casteltermini, con la partecipazione del Ferrari Club Sicilia, insomma un evento che è servito anche ad animare l'economia di Casteltermini dopo 2 anni di Covid e di lockdown, e che ha visto anche l'esibizione del gruppo folcloristico del Tataratà e la visita degli stand della fiera organizzata per l'occasione, quindi la premiazione dei partecipanti con una targa a ricordo dell'evento stesso. Abbiamo organizzato questa grandissima manifestazione, fiera mostra mercato auto e moto d'epoca, in maniera bellissima. C'è stata una partecipazione di più di 200 auto d'epoca che io non immaginavo. Abbiamo fatto visitare tutta Casteltermini, il centro storico, la miniera Cozzodesi. Forse ne ha sentito parlare e fa Casteltermini famoso. L'evento è stato un raduno mega galattico, grazie all'organizzatore Totò Scozzari, ha permesso di fare venire gente a Casteltermini da tutta la Sicilia. C'è stato pure un aiutino da una persona che è accanto a lui, ha fatto venire gente da Palermo, Marsala, Mazzara, Cattanisetta, tutti i paesi e le città vicine. Dopo tanti anni fermi, bloccati a causa della pandemia, oggi c'è stato i 2 giorni di festa in tutto il paese e mi auguro che questo sia un punto di partenza nuovamente per un'Italia libera, un'Italia che vive e che lavora. Per l'evento è stato un raduno mega galattico, grazie all'organizzatore Totò Scozzari, ha permesso di fare venire gente a Casteltermini da tutta la Sicilia. C'è stato pure un aiutino da una persona che è accanto a lui, ha fatto venire gente da Palermo, Marsala, Mazzara, Cattanisetta, tutti i paesi e le città vicine. Ma io ti posso dire che da quando faccio raduni è il primo raduno di tot presenze che non voglio dire quante siamo stati e ce la siamo voluta fino all'ultimo secondo. Grazie a Totò Scozzari, grazie alla città di Casteltermini, grazie al sindaco e grazie a tutti quelli che hanno collaborato a fare sia la mostra scambio sia il raduno di auto d'epoca. Da Massimo Ciarsino, grazie a tutti. Ciao, grazie. Standing ovation al Teatro Pirandello di Agrigento per Uno, Nessuno e 100.000 per la regia di Antonello Capodici. Sul palco massima istituzione teatrale Pippo Pattavina, mattatore dello spettacolo. Vediamo. Innanzitutto per me, come uomo e come attore, rappresentare Uno, Nessuno, 100.000 di Luigi Pirandello, nella città di Luigi Pirandello, e nel teatro intitolato al grandissimo Luigi Pirandello è un'emozione unica. Recitare questo testo è altrettanto emozionante perché non è un testo che Pirandello scrisse
per il teatro, ma è un romanzo, Uno, Nessuno e 100.000. L'ultimo romanzo della sua copiosissima produzione letteraria, da cui io e Antonello Capodici, che è anche regista di questo spettacolo, abbiamo tratto questi 2 atti. Seguendo fedelmente tutto quello che era il pensiero, l'escursus di Pirandello e la consecutio temporis del romanzo. Quindi gli spettatori, coloro che conoscono il romanzo Uno, Nessuno e 100.000, ritroveranno tutti gli appuntamenti rispettati. È un testo meraviglioso, bellissimo, recitarlo è uno sturbo. Quest'uomo, Vitangelo Moscarda, che io interpreto, che perde la sua identità perché si scopre improvvisamente attraverso le parole che gli dice la moglie che lui non è come lui ha sempre pensato di essere, perché ha il naso storto, il naso che gli pende da un lato, le sopracciglia ad accento circonflesso, insomma non è quello che lui credeva di essere. Da questo momento lui si sente frantumato in 100.000 persone, 100.000 Vitangelo Moscarda, quindi cerca disperatamente di conoscere gli altri Moscarda e di distruggerli, perché lui pretende e vuole di essere uno soltanto. Finisce un po' pazzo, si chiude in un manicomio dove si annulla completamente fino a voler essere nessuno e quindi a riconoscersi negli elementi della natura, negli alberi, nel vento, nelle nuvole, eccetera, eccetera. Uno spettacolo bellissimo che ha ottenuto, non mi vergogno di dirlo perché la realtà, basta andare a leggere le recensioni, un grandissimo successo. E io mi auguro che qui nella casa di Pirandello, nella città di Pirandello, noi possiamo rinverdire il successo che abbiamo avuto precedentemente. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Adesso la storia di 2 centenari che si rincontrano dopo 50 anni. Vediamo. Per questi prossimi 100 anni non trovo parole come ringraziarvi di tutto e di tutti. Forse è una delle più belle, esclusivamente l'unica bella giornata che ho passato durante la mia vita. Signor Nino, come sta? Ma dottore, come sto? Anzi, devo ringraziare Dio che sono arrivato a questa età. Io non ho avuto la fortuna come voi di studiare, perché ai tempi miei, a 100 anni, non era facile portare pane a casa. Ma lei pensava mai di arrivare a 100 anni? Perché potrebbe arrivare anche a 110, lo sa, no? Oh, grazie, molto gentile, grazie, no? Però ancora ci sto, mi ricordo di tutto il mio passato. Io sono stato all'estero, ho patito sotto i tedeschi, mi hanno portato vicino dove attualmente sono stato in Ungheria, Bulgaria, Romania, sono stato deportato dai tedeschi. Don Nino, che giornata è oggi? Bellissima, è splendida e con la vostra compagnia è più gradita la giornata. Don Nino, ma lei, quando ha saputo che sarebbe venuto il suo amico di 50 anni fa, Don Nino anche lui, Monterosso, poi l'ha riconosciuto quando l'ha visto? Sì, ho riconosciuto, mi ha fatto piacere che è venuto, esatto, oggi. Mi ricordo io lui. E stavamo vicini, in via Pantalica, io a Palermo e lui più sotto a piazza. Quanti anni è stato a Palermo lei? A Palermo 44 anni ho fatto a Palermo. Ma lei viaggiava sempre? Sì, viaggiavo sempre, io sempre in giro ero. Avevo la residenza a Palermo. Però a Capo Orlando veniva sempre? Sì, sempre veniva. Calcio e l'Akragas a prevalere nell'atteso derby contro la Pro Favara nella sfida tra seconda e quarta forza del girone A di eccellenza. Carmelo Lentini. L'Akragas espugna il Giovanni Brucoleri e consolida la seconda posizione in classifica generale. La gara si è decisa nel primo tempo, al 42esimo, grazie ad un'azione personale di Prestia che riesce a crossare un assist per Finessi, il quale insacca alle spalle dell'ingolpevole Sentin. Una gara combattuta, ricca di spunti, con un tifo infernale sugli spalti. Primo tempo molto equilibrato, con entrambe le squadre che si
si sono affrontate senza troppi timori reverenziali. Leggera la supremazia dell'Acragas, che ha saputo tenere bene il possesso palla nel primo tempo e quindi tenere sotto pressione l'attenta difesa favarese. Gli ospiti acragantini sono stati più incisivi ed una rete di Pasivic è stata annullata per fuorigioco dello stesso su segnalazione del guardialine. Al 41esimo, come detto prima, un'incursione di Prestia permette all'Acragas di passare in vantaggio. Spiovendo perfetto in area avversaria, Finesse interviene e mette in rete. Acragas in vantaggio, ed ecco con questo risultato che termina il primo tempo. Secondo tempo invece si registra una forte reazione del Pro Favara, che tiene sotto pressione la compagine dei Templi, ma non riesce a passare malgrado qualche conclusione pericolosa di Bamba. L'Acragas sfiora il raddoppio con Prestia, poi anche con Pavisic, Cipolla e Taormina. Nel finale poi viene espulso di Giorgio e dall'Acragas conclude in 10 uomini. Non succederà più nulla sino alla fine, così la compagine biancazzurra esce vittoriosa. Appuntamento per l'ultima gara del campionato all'Esseneto con l'Enna. In questa giornata la stessa squadra dell'Enna e anche la Mazzarese vincono entrambe, per cui il distacco da queste due rimane sempre di 10 punti. Terminasse così il campionato, oggi ai play-off andrebbero Don Carlo Misilmere e Pro Favara e la vincente andrebbe ad affrontare in finale l'Acragas. Tutto questo ad un turno dalla fine della regular season, dunque è tutto rinviato all'ultima giornata. Ed ora spazio alle interviste da dentro gli spogliatoi. Mister, un'Acragas perfetta nel primo tempo, ha saputo soffrire nella ripresa, porta a casa 3 punti importantissimi, soprattutto una vittoria bellissima contro la Pro Favara. Sì, una vittoria bellissima, però prima di iniziare a parlare della partita voglio dire che oggi ha vinto il pubblico, ha vinto lo sport, e questa era la cosa che più mi piace. Per quanto riguarda la partita, onestamente ho visto una squadra nel primo tempo quasi perfetta, siamo riusciti sempre a prendere alti gli avversari, abbiamo avuto tante situazioni per concretizzare, poi sul finire del primo tempo ho trovato il risultato, siamo riusciti poi nella ripresa a mantenerlo. L'avete preparata benissimo questa partita, un elogio alla squadra che ha saputo, come detto, soffrire nella ripresa, ma è una vittoria meritata. Un elogio alla mia squadra, un elogio agli avversari che ci hanno tenuto lì, soprattutto nella ripresa. Abbiamo rischiato pure qualcosa, ma era giusto rischiare oggi contro una squadra che ho detto nel pregare che era una squadra molto preparata e organizzata. Quanto sei orgoglioso di questa tua squadra? Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo, del fatto che ci stanno mettendo nelle condizioni per realizzare un sogno. Siamo qui a lavorare giornalmente per portare questa squadra dove merita. L'obiettivo di saltare il primo turno dei playoff e dunque giocare direttamente la finale sta diventando realtà. Sì, sabato abbiamo l'ultimo scoglio. Cercheremo proprio di non fare il primo playoff e andare direttamente alla finale. Hai una dedica per questa vittoria? No, la dedico alla società, alla città, ai tifosi, un po' a tutto lo staff, a tutti i ragazzi che onestamente mi stanno dando una grande disponibilità. Direttore, un'Acragas perfetta nel primo tempo, poi ha saputo soffrire nella ripresa, conquista con merito i 3 punti contro la Pro Favara. Ma diciamo che sapevamo di affrontare una squadra organizzata, una squadra che fa della grinta il suo forte, e la partita è stata quella che avevamo immaginato e preparato. L'Acragas ha sfoderato una grande prestazione sia di corsa che di tecnica che di sofferenza e ha dimostrato di essere una grande squadra. Un grande elogio alla squadra, ma quanto c'è di mister Terranova in questa vittoria dell'Acragas? Ma di mister Terranova ormai c'è tanto in questa Acragas, si vede che si è cambiato il registro, che la squadra ha una sua fisionomia, i meccanismi perfetti. E ripeto, quando c'è da correre si corre, quando c'è da sciorinare un buon gioco si sciorina buon gioco e quando c'è da soffrire si soffre. Sabato la sfida contro l'Enna, poi test ai playoff. L'Acragas potrebbe saltare il primo turno, dunque arrivare a più 10 dalla quinta classificata e giocare poi la finale playoff. Sì, potremmo saltare il primo turno, ma io sono abituato a fare i conti quanto le partite finiscono e siccome domenica incontriamo un'altra grande squadra,
Giocheremo per fare 3 punti, poi guardiamo la classifica, se siamo stati così bravi a dare 10 punti vuol dire che faremo direttamente alla finale. Basket B1, la Fortitudo Agrigento, prima forza del campionato, batte anche Florio d'Ischia 73-47. Vediamo. Coach, è stato un match dominato dall'inizio alla fine, nonostante le assenze di Costi, di Peterson, e si è aggiunta poi quella di Nicolas Morici. Intanto come sta Nico e quanto è stato difficile affrontare questo match senza 3 giocatori importanti? Ma Nicolas credo che dovrà essere rivalutato, una distorsione, quindi deve essere rivalutato durante la settimana. Mike Peterson era un'assenza programmata perché era fuori per degli esami scolastici, mentre Cosimo ha avuto un piccolo risentimento muscolare, quindi l'abbiamo tenuto fermo precauzionalmente. Sicuramente sono 3 giocatori che per noi sono importanti perché sono dei riferimenti all'interno del nostro gioco, ci siamo dovuti adattare, però i ragazzi sono stati bravi, soprattutto all'inizio dove comunque ancora c'era Nicolas, dove abbiamo impattato bene in difesa, abbiamo fatto fare solo 4 punti a Forio, abbiamo ottenuto bene, probabilmente in attacco potevamo fare sicuramente meglio tenendo alto il ritmo, però il primo periodo è finito 19-4 e sicuramente quello ci ha dato il là per il resto della partita. Era il match che ti aspettavi? C'era qualcosa che hai chiesto in particolare ai ragazzi che hanno eseguito poi bene? Ma no, era il match che ci aspettavamo, sicuramente loro sono una squadra che ha delle buone individualità, sono in una situazione di emergenza perché devono smuovere la classifica in queste ultime giornate per provare ad agganciare una posizione diversa nei play-out. Credo che non siano nelle condizioni di uscirne dalla zona play-out. È una squadra che sicuramente ha dei buoni giocatori e che hanno fatto vedere in campo di avere qualità offensive nel giocare 1 contro 1, hanno fisicità perché è una squadra che poi di fatto nel secondo periodo e nel terzo periodo, quando ci ha messo in difficoltà, ci ha sovrastato a rimbalzo, noi siamo stati troppo passivi, però era la partita che ci aspettavamo. Sicuramente non è stata una partita bellissima dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della fluidità del gioco, abbiamo sbagliato tanto, però era una partita che dovevamo vincere in difesa, soprattutto in una formazione così rimaneggiata avevamo urgenza di chiuderci insieme, di riuscire a togliere loro qualche riferimento in attacco e correre il campo il più possibile. C'è stato largo spazio per i giovani, ma i senatori, diciamo, il quintetto ufficiale ha giocato tanto, quindi è questa la chiave di lettura che si affronterà da qui ai playoff, cioè farli giocare ad alta intensità e mantenere questo ritmo? Ma allora, sicuramente a noi queste partite servono per prepararci all'inizio della serie playoff, quindi è un periodo abbastanza lungo perché comunque si tratta di 3 settimane, noi dobbiamo utilizzare le partite oltre che per riuscire a rimetterci in sesto dal punto di vista fisico, adesso ne abbiamo ancora più bisogno per recuperare Cosimo e Nicolas, ma anche per stare sul pezzo, per tenere il ritmo partita, perché perdere il ritmo partita per 3 settimane prima della serie playoff non credo che sia una cosa positiva, quindi cerchiamo di comunque utilizzare la squadra per quello che deve fare, cerchiamo, così come già detto in precedenza, di vincere quando scendiamo in campo, quindi cambia poco l'idea con cui vogliamo scendere in campo in queste ora ultime 2 partite che ci separano, perché dovremo stare lì concentrati su noi stessi, concentrati sotto gli aspetti difensivi. Stasera abbiamo fatto bene in alcuni momenti, in altri momenti abbiamo concesso troppo, quindi dobbiamo crescere da quel punto di vista, perché sappiamo che quando iniziano i playoff dovremo essere pronti e queste partite ci devono servire con la giusta maturità mentale per prepararci poi all'inizio dei quarti di finale. Alessandro, oggi è stata una vittoria dominata, una partita dominata dall'inizio alla fine. Quanto è stato difficile nonostante le assenze e anche per una questione di motivazione? Sì, ma diciamo che sono anche delle settimane un po' particolari, perché ovviamente per noi il risultato conta fino a un certo punto, abbiamo organizzato il lavoro per arrivare al meglio possibile ai playoff, c'è qualche acciacco, c'è qualche assenza, c'è chi rientrava, per esempio io, però cerchiamo di stare concentrati magari sul fare le cose nostre all'interno dei 40 minuti, ancora di più che guardando il punteggio. Poi è un'occasione per i ragazzi che si allenano comunque a inizio anno e hanno fatto dei passi in avanti per avere un po' di fiducia e giocare. E dove è stata più forte la partita di oggi? Ma guarda, ti dico, non so dirti se è la partita che ci aspettavamo, nel senso noi abbiamo preparato meno del solito anche la partita. Michele ci ha chiesto semplicemente di avere un impatto un po' più importante di quello delle ultime partite, di farci trovare pronti e di essere intensi. Credo che l'abbiamo fatto subito nella metà campo difensiva, magari abbiamo avuto qualche sbavatura in attacco,
magari anche derivante dal vantaggio accumulato subito, dobbiamo cercare di rimanere costanti. Non è, voglio dire, possiamo stare qua a dire che uno le motivazioni ce l'ha sempre dentro ed è giusto che sia così, poi in maniera oggettiva non è facile, nel senso che se uno è un agonista e vuole vincere, vuole giocare le partite che contano, sicuramente non sono queste le settimane che ti fanno ardere dentro, però ognuno di noi sta cercando di fare un passettino per sé e per la squadra, e per quanto riguarda Sadi, per quanto riguarda i ragazzi, magari dovranno essere pronti nel caso verranno chiamati, che sia qualche secondo, che sia qualche minuto, magari per spendere un po' il loro corpo, un po' le loro energie, qualche fallo, e magari ogni compagno di squadra cerchiamo di aggiungere un'opzione in più per ognuno di noi, un qualcosa che ci possa tornare utile sia in attacco che in difesa in avanti, da qua in avanti. Playout salvezza nel campionato di Serie A2 di pallavolo femminile. La SEAP Dallicardillo Aragona ha vinto in trasferta a Vicenza 3-1, conquistando la terza vittoria consecutiva e 3 punti preziosissimi. Vediamo. Quando vuoi. Coach, che partita? Che partita, sì, magari non bellissima come contenuti tecnici sicuramente, però tanto agonismo, escludendo il primo set dove noi abbiamo fatto una brutta figura, proprio non pervenuti, ma sentivamo penso molto la tensione l'importanza della gara. Questa è una gara importantissima per noi e per il Vicenza. È stata una partita da contenuti emotivi alti, da tanta adrenalina, tanti strappi da una parte e dall'altra, filotti lunghi, quindi quando le partite sono così probabilmente sono molto divertenti da vedere da fuori, e dal campo si vivono con parecchio patema, perché poi alla fine il risultato è stato incerto e si è giocato tutto su un paio di palloni alla fine di ogni set, quindi io devo fare un applauso alle mie ragazze perché hanno tenuto botta dopo il primo set, giocato molto male e perso molto male, hanno reagito, nei momenti importanti si sono compattate come squadra e tutte quelle che sono entrate anche dalla panchina hanno dato il loro contributo, quindi questo è un bel segnale. D'altra parte noi sapevamo che questo era l'unico risultato possibile, quindi ci siamo giocati il tutto per tutto prendendoci anche grandi rischi e diciamo che ci è andata anche bene quando abbiamo trovato un filotto importante di battute che ci ha fatto chiudere il gap del quarto set. Dicevamo con Valeria, il vostro capitano, che potrebbe essere una partita che vale la stagione. Potrebbe essere una partita che vale la stagione, sì, noi abbiamo in testa di dover fare 9 punti, nelle ultime 3, quindi adesso ne mancano 2 in casa da noi, dobbiamo portare a casa i 6 punti e poi andare a contare. La verità è che non dipende solo da noi e quindi bisogna anche poi guardare i risultati degli altri campi. Questo è un po' meno bello, però d'altra parte uno ha quello che si merita, questo è quello che si è riusciti a costruire fino adesso. Stiamo provando a raddrizzare una stagione difficile, per adesso siamo stati bravi a guadagnarsi un'opportunità di salvezza dove non esisteva e quindi proviamo a crederci fino alla fine, cerchiamo di portare a casa le prossime 2 e poi vediamo, insomma. Bene, allora in bocca al lupo per il finale di stagione. Viva il lupo, grazie. Valeria, potrebbe essere la partita che vale una stagione? Assolutamente sì, nel senso che sapevamo l'importanza di questa partita e sapevamo come sarebbe stato difficile vincere qui. Io sono molto soddisfatta, sono molto fiera di quello che la squadra ha fatto, soprattutto dopo un primo set in cui non eravamo scese in campo. Quindi questa reazione che ha avuto la squadra rende un capitano veterano come me molto fiera di quello che abbiamo fatto, perché una squadra così giovane, anche chi è entrato dalla panchina, ha fatto veramente bene, quindi oggi si è vista proprio la voglia di portare a casa questo risultato e come hai detto tu potrebbe essere una partita che vale la stagione, noi continueremo però a lottare perché ci sono 2 partite fondamentali che ancora non hanno definito niente. Ecco. Bene, allora adesso però giocate in casa la prossima e anche l'ultima, questo potrebbe essere un fattore altrettanto determinante. Assolutamente sì, è chiaro che le partite fuori casa o in casa devi vincerle sul campo, però il fattore campo sicuramente sarà fondamentale e ti ripeto, è importante secondo me la determinazione con cui andremo a giocarle queste partite, poi dopodiché si deciderà sul campo, ma questa partita è sicuramente uno step importante. Il vostro presidente vi ha sempre seguito, oggi non ha potuto essere qua con voi, ha perso il papà un paio di giorni fa, l'avete voluta vincere anche per lui? Il figlio prima di andare via, quando siamo passati a salutarlo, ci ha detto fategli questo regalo, l'abbiamo regalata anche al presidente in questo momento difficile, quindi meglio di così non poteva andare, ecco, sicuramente sarà contento per noi in questo momento di difficoltà, era una partita che contava tanto sia per noi che per lui. Bene, in bocca al lupo per il finale di stagione. Viva il lupo, grazie.
Una 3 giorni che ha riscosso grande successo, quella dedicata alla Coppa Italia Giovane di Mountain Bike ad Agrigento. L'evento, organizzato dal Racing Team Agrigento, ha richiamato tutte le società siciliane dei mountain bike e ben 15 comitati regionali della Federazione Ciclistica Italiana. Vediamo. Il bilancio è positivo perché abbiamo fatto 3 giorni di manifestazione, siamo iniziati il sabato, domenica e oggi si è conclusa. E la manifestazione ha visto 15 comitati regionali partecipare contro i 9 dello scorso anno, quindi vuol dire che già lo scorso anno abbiamo fatto le cose in maniera impeccabile e quindi ci hanno dato ancora ulteriore fiducia. Tutti ci hanno fatto i complimenti, tutti i comitati. Per Agrigento la location che noi abbiamo è una location spettacolare, il tempo è stato dalla nostra parte. Noi abbiamo saputo tracciare un percorso dove le ruote grasse, così vengono chiamate in gergo le mountain bike, passano accanto a monumenti storici. Abbiamo la location dove si svolge la partenza che è sotto il Tempio di Giunone. Abbiamo la disposizione la Casa San Filippo dell'Ente Parco Archeologico. Per questo non finirò mai di ringraziare l'architetto Roberto Sciarratta, che è il direttore del parco, che ci mette a disposizione e ha fiducia nel nostro lavoro. Che dire, il sabato... È un progetto che va avanti, non si ferma qui. Guarda, io poco fa parlavo con degli amici e mi è scappato di dire il prossimo anno farò... E allora gli amici mi hanno detto: ma se ancora c'è la gara in corso che dobbiamo finire, già pensi al prossimo anno? Sì, sicuramente sì. Noi ormai porteremo Agrigento a livello nazionale, quindi Agrigento di conseguenza la Sicilia, perché Agrigento lo merita, gli agrigentini lo meritano. E io, avendo una scuola di ciclismo giovanile, la scuola di ciclismo nella valle, a me interessa proprio far andare avanti i nostri ragazzi, i nostri giovani, che saranno il futuro di Agrigento per quanto riguarda le nostre società, ma il futuro dell'Italia, visto che scendono tutta Italia. Infine, com'è andata, diciamo, per quanto riguarda i piazzamenti e le regioni che hanno vinto? Chi ha perso? I piazzamenti, prima è arrivata la Toscana, la Sicilia, ora non ricordo bene i piazzamenti perché ho fatto di tutto, quindi questo si può trovare su Crono Sicilia, tutti i piazzamenti. Però diciamo che siamo andati bene. Noi abbiamo avuto anche un secondo posto nella categoria esordienti secondo anno, quindi ci siamo. Una ragazzina ha fatto pure terzo posto, se non ricordo male, quindi la Sicilia sta andando avanti. Se consideri che fino a 10 anni fa possibilmente partecipavamo così, e oggi già abbiamo i numeri, quindi vuol dire che stiamo andando bene. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.